Una staffetta di solidarietà in rete contro il tumore al seno. Laura Cason. Eravamo abituati a vederla così, Race for the Cure. Negli ultimi 20 anni al Circo Massimo a Roma non solo migliaia di donne in rosa, quelle già operate di tumore al seno, ma anche tantissimi uomini e donne prendevano parte alla maratona per testimoniare che contro questa malattia non si può abbassare la guardia. Il Covid non è riuscito quest'anno a fermare la grande kermesse che diventa digitale. Appuntamento sui canali social della Komen Italia a partire dalle 15. Obiettivo: raccogliere fondi da investire nella ricerca. Tantissimi testimonial, madrine Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi, guarita da tumore al seno. Bisogna parlarne della propria malattia senza timore, senza vergogna, per cercare l'aiuto e il conforto di chi ci sta vicino e soprattutto affidarsi alla medicina. L'emergenza coronavirus ha rallentato le cure oncologiche, ma ora è fondamentale riprendere con regolarità i controlli. Solo l'anno scorso registrati in Italia 53.000 nuovi casi. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è dell'87%. Oggi molte donne sviluppano questa malattia anche in età giovane. È per questo che consigliamo di iniziare gli esami di prevenzione già dai 20 anni con un'ecografia mammaria annuale, a cui dai 40 anni in poi va associata ogni anno la mammografia. Sull'importanza di questo evento interverrà il Ministro della Salute. Oggi è una cosa bella che ci si possa incontrare, anche se in questo modo virtuale, per porre l'attenzione su un tema decisivo, tutela soprattutto della salute delle donne. Più di 4.600.000 i casi di Covid nel mondo.